Sesto e ultimo turno nella fase playoff del campionato allievi provinciali. Dal comunale di Villafranca Tirrena si sfidavano Città di Villafranca e Real Ritiro. Ben ritrovati amici appassionati da Claudio Costanzo, padroni di casa che hanno raccolto 8 punti fin qui nella loro fase playoff. Sono reduci dall'1-1 sul campo della Milazzo Academy. Fanalino di coda, il Real Ritiro a quota 2 punti, ha abbandonato ogni velleità di partecipazione alle eventuali semifinali nell'ultima uscita, dovuta capitolare per 2-7 contro il Valdinisi Calcio. Dirige l'incontro il signor Gianmarco Barrile. Quando possiamo passare a elencarvi le due formazioni: Città di Villafranca che scende in campo con Foti, Macri, Rizzo, Salvo, Palma, Mundo, Ruggeri, Orecchio, Giunto, Policastrese e Gringeri. Risponde il Real Ritiro con Cardia, Reitano, Calascione, Ruggeri, Gemelli, Di Pietro, Pugliafito, Surace, Romeo, Leanza e Rosano. Completo bianco-verde per il Città di Villafranca, solida maglia rossa con inserti bianchi invece per gli Aquilotti del Real Ritiro. Primo possesso è per i padroni di casa che attaccheranno a sinistra verso destra. Metteranno subito sotto d'occhio la difesa degli Aquilotti qui con questo tentativo di Policastrese che riesce a respingere Cardia. Non è poi fortunato sul tapin. Il numero 7 Ruggeri, dagli sviluppi ancora di un calcio piazzato, prova a offendere il Villafranca, va Policastrese alla battuta, riesce a trovare un compagno in mezzo, viene però fermato in posizione di offside dal direttore di gara Barrile. Sembra piuttosto netta la posizione dal nostro rallenti. Si muove bene qui la linea del presidente Tavilla, lasciando fuori gioco l'attaccante del Villafranca, che comunque riuscirà a pervenire al gol del vantaggio grazie al proprio numero 10 Policastrese, che riesce a sfruttare ancora una volta un rinvio corto della difesa del Real Ritiro e a depositare alle spalle di Cardia. Cambia il parziale al 10° minuto. Alfredo Policastrese, classe 2001, riesce a portare in vantaggio il Villafranca e di lì a poco potrà usufruire ancora di un'occasione. Questa volta è Ruggeri a calciare verso la porta di Cardia, centrando il legno. La risposta del Real Ritiro è affidata a questo calcio piazzato di Surace, che va a trovare sul primo palo un proprio compagno. La deviazione volante di tacco per poco non va a sorprendere l'estremo difensore Foti. Restato nell'occasione Filippo Gemelli, quando però ancora una disattenzione nella retroguardia del Real Ritiro regalerà il gol del raddoppio al Villafranca. Stop e volée mancina per Alfredo Policastrese, che alla mezz'ora porta il Villafranca sul 2-0. Già doppietta personale per lui, pregevole lo stop al volo e la torsione che lo libera al tiro per gonfiare per la seconda volta quest'oggi la rete alle spalle di Cardia. Ancora Villafranca che attacca in chiusura di primo tempo, vuole archiviare la pratica già nei primi 40 minuti. Qui però il tentativo di Mundo termina alto sulla porta difesa da Cardia. Dall'altro lato prova ad accendersi Leanza, risulta però debole il suo tentativo col mancino, facile preda di Foti. Chiude in attacco, come già detto, il Villafranca ancora con un tentativo in due tempi. Riesce a far sua il giovane Cardia quest'oggi, che va a sostituire il portiere titolare Tavilla. Arriverà di lì a poco il duplice fischio, il direttore di gara Barrile. Squadre alla pausa, come già detto sul parziale il 2-0 decide la doppietta di Alfredo Policastrese, che al 10° e al 30° ha portato il Città di Villafranca sul doppio vantaggio. Così sarebbe matematicamente qualificata alle semifinali. Si torna in campo, stessa solfa e sempre il numero 10 del Villafranca sugli scudi a provarci a più riprese. Ci sarà gloria anche per il numero 7 Ruggeri, il suo fendente col destro va a battere Cardia per la terza volta dopo aver rubato palla. Ancora una disattenta retroguardia del Real Ritiro. Perfetto il diagonale col quale porta i suoi sul 3-0. E ora pura accademia per i locali, che si concedono anche qualche disattenzione difensiva. Qui infatti ci può trovare il subentrato Arena, che ha preso il posto di Reitano a inizio ripresa. Si va subito però dall'altro lato con un altro subentrato che prova subito a mettere il suo timbro sulla partita. Antonio Bonfiglio fa buona guardia però Cardia e si rifugia in corner. Altro calcio piazzato del Villafranca, battuto sempre dal mancino El Ducato di Policastrese, che va a servire sul secondo palo un compagno. Riesce però a sventare il pericolo Cardia. Arriva il secondo cambio con Tavilla, che prende il posto di Calascione e andrà a disporsi inusualmente a centrocampo, quando Capitan Surace, il Real Ritiro, prova a impegnare Foti, che fin qui non si era sporcato i guanti con questo tentativo dalla distanza, ma ancora una disattenzione di Cardia libererà un attaccante del Villafranca. Giunta a tu per tu con la porta, è costretto a tirarlo giù. Non c'è dubbio per il direttore di gara Barrile, che indica la massima punizione. Alla battuta dello stesso andrà Marco Mazzeo, che però colpisce il legno alla destra di Cardia. Ancora ora la difesa del Real Ritiro non esiste più praticamente. Bonfiglio ancora a tu per tu con Cardia, questa volta si lascia ipnotizzare dal giovane classe 2003, quest'oggi difende la porta del Real Ritiro. Ancora Villafranca però in avanti e colleziona occasioni da gol, sempre col proprio numero 17 Bonfiglio, che ci prova
con svariati tentativi. Qui si invola ancora una volta a tu per tu con Cardia, che è costretto a stenderlo. Questa volta Barrile non lo può più graziare e lo manda anticipatamente negli spogliatoi. A prendere il suo posto sarà Anton Giulio Leanza a difesa della propria porta. Si esibirà di lì a poco anche in una discreta parata il numero 10 bomber della formazione del Real Ritiro, che qui nega la gioia del quarto gol di giornata al Villafranca. Con un bugger stile pallavolo riesce a rifugiarsi in corner. Dall'altro lato ci prova Suraci almeno per il gol della bandiera. Sarà questa però l'ultima occasione della stagione del Real Ritiro. La giovane matricola comunque è riuscita a guadagnare i playoff al termine di un'ottima cavalcata. Di contro il Città di Villafranca si qualificherà invece alle semifinali playoff, dove andrà ad affrontare il Gescal Spauracchio dell'altro girone. Un saluto allora da Claudio Costanzo, che non resta che ringraziare tutti i follower e gli appassionati che ci hanno accompagnato in questa ennesima avventura. Un saluto e alla prossima stagione.